Intanto vi ringrazio di avermi invitato. A me fa sempre piacere partecipare a questi incontri, perché non sono solo l'occasione per esporre quanto ha fatto finora il governo e quello che intende nelle prossime settimane, nei prossimi mesi fare, ma anche l'occasione per raccogliere una serie di indicazioni e per riflettere sulle cose che mi vengono dette. E devo dire che ogni volta che mi capita di partecipare ad un incontro come questo, come altri, anche incontri in cui vado per esempio a vedere impianti industriali, realtà produttive, domenica ero a vedere le latterie di Centine, lì si respirava un clima molto diverso da quello che ho sentito fin qua, perché erano tutti soddisfatti di aver investito 40 milioni di euro in un nuovo 44 non mi ricordo, 4 milioni di euro in un nuovo impianto, una nuova sede, ed erano tutti soddisfatti del fatto che il loro formaggio, il loro latte ha un mercato che si sta ampliando e crescendo. In ogni posto, insomma, porto a casa qualche sensazione e qualche elemento che poi mi è utile per il mio lavoro. La prima considerazione che faccio è questa: noi non stiamo vivendo una crisi che è solo italiana o solo circoscritta a regioni italiane. La situazione di crisi è una situazione che investe un po' tutto il mondo sviluppato e soprattutto l'Europa. Ci sono situazioni diverse da paese a paese in Europa e ci vengono di volta in volta offerti dati che non sempre vengono lasciati alla riflessione, alla critica in modo corretto. Per cui per esempio sentiamo che cala lo spread in Spagna. Sapete come sono stati ridotti i lavoratori in Spagna? O se cala lo spread in Grecia, pensate che i lavoratori e i commercianti greci siano, o gli artigiani greci, felici perché le cose vanno bene. È un parametro, bisogna capire l'insieme delle cose. La crisi, dicevo, è in tutta Europa e ha elementi che nascono da un dato che forse non ricordiamo abbastanza di frequente: la globalizzazione dell'economia mette a confronto prodotti che, come ci ha ricordato l'ultimo intervento, spesso hanno la stessa qualità ma non hanno lo stesso costo di produzione, e questo è un problema enorme, perché noi vorremmo, faccio un passo indietro e vi dico 3 numeri: il 7% della popolazione mondiale vive in Europa, nei paesi della comunità, 7%, siamo 460-470 milioni di persone su quasi 7 miliardi di persone che vivono nel pianeta. Questo 7% produce il 25% di tutto il prodotto mondiale, un quarto è prodotto in Europa, è un numero importante, ma ecco il dato che adesso ci veniva ricordato, ve lo dico in numeri: il costo complessivo dello Stato sociale, vuol dire pensioni, vuol dire scuola, vuol dire sanità pubblica, vuol dire aiutare chi è in condizioni di particolare difficoltà, l'handicap, tutte queste politiche, no? Il costo complessivo di queste politiche è speso per il 50% in questo 7% della popolazione mondiale. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che se noi produciamo un oggetto qualsiasi e lo piazziamo nel mercato, in quell'oggetto c'è anche il costo del nostro stato sociale. Non è un fatto negativo, è un fatto estremamente positivo, è il risultato di anni e anni di trasformazione, di battaglie, di lotte dei lavoratori, di attività che hanno svolto i nostri imprenditori. È un concentrato di fatti estremamente positivi, vi ho detto, pensioni, scuola, sanità, e mettiamoci tutto quello che caratterizza il vivere in una comunità evoluta come la nostra. Ma quel prodotto si confronta con prodotti in posti dove queste cose non ci sono, e dove il fatto semplicemente di passare dalla disoccupazione della fame più nera al fatto di avere un piccolo reddito e vivere e vedere che i propri figli mangiano è considerato un enorme successo. Allora la sfida che abbiamo di fronte è: come fa questo mondo a far fare anche a loro quel passo in avanti verso una qualità della vita maggiore, e non competere con prodotti in cui si perde invece questa quantità di conquiste che sono state fatte nei decenni del dopoguerra e anche prima
della seconda guerra mondiale. Devono crescere loro, non calare noi, perché altrimenti sarebbe una sconfitta globale del nostro complessiva del nostro continente. Questa è l'enorme sfida che abbiamo di fronte e l'Italia è tutta all'interno di questo problema. Noi enunciamo, quando parliamo dell'Italia, sempre solo i dati negativi. Ve ne dico alcuni di positivi, ricordiamoci anche questi: siamo la seconda potenza industriale d'Europa, sopra Gran Bretagna e Francia. Interessante, cioè, se mettiamo in fila la capacità produttiva dei paesi europei, prima viene la Germania, secondi, distaccati, veniamo noi, e sotto di noi c'è la Francia e la Gran Bretagna. È un dato di cui dobbiamo in qualche modo tener conto, perché vuol dire qualcosa. Se consideriamo la cosa a livello mondiale, se partecipiamo ai G8, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo una delle prime 8 potenze, non l'ottava, ma una delle prime 8 potenze industriali del mondo. Fate un po' il calcolo di tutti i paesi, perché poi quando viene presentata la situazione sembriamo su tutti gli ultimi, non è così. La nostra esportazione è superiore all'importazione, la bilancia commerciale italiana è positiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi complessivamente produciamo più di quanto consumiamo come sistema paese. È un dato interessante, vuol dire che se non avessimo, e questo è dimostrato anche da un altro dato che vi voglio dire, abbiamo un avanzo primario molto forte, cioè se non avessimo il debito su cui paghiamo gli interessi, il gettito fiscale, avremo 40 miliardi a disposizione in più rispetto alla spesa sociale, e potremmo dire 20 li restituiamo, si paga meno tasse, e 20 li investiamo, opere pubbliche, altre politiche per rilanciare l'economia. La questione principale è che abbiamo questo grande debito che si è accumulato nel tempo e che oggi ci mette in grande difficoltà. Ecco perché è importante lo spread. Ogni volta che si parla di spread, non so se poi la gente che ascolta, che qui siete operatori, lo conoscete, capisce esattamente di che si tratta. È l'interesse su quel debito: se cresce ci sottraggono risorse, se cala ne abbiamo qualcuna di più a disposizione. L'importanza di una serie di elementi che caratterizzano la nostra economia. L'Italia, all'interno di questa situazione, vi ho detto alcuni elementi positivi, potrei dirvi per esempio che andiamo molto bene quando esportiamo. Quando è stato? Settimana fa, lunedì scorso forse, o martedì o lunedì, non mi ricordo, alla Maschio Gaspardo di Porto Gruaro. Hanno aperto un nuovo stabilimento che adesso ha già 60 dipendenti, attraverso i 200 costruiscono macchine agricole che esportano l'85% e sono richieste dappertutto, non riescono a stare dietro alla domanda internazionale. In molte aziende che ho visitato del Padovano, adesso qui non mi è capitato, ma un po' dappertutto ho trovato queste cose, nella Riviera del Brenta, abbiamo aziende che esportano, la Facco per esempio, che esportano, hanno potenzialità enormi, anzi esportano non solo il prodotto, che in quel caso è un prodotto un po' particolare perché è una macchina che va montata all'interno degli edifici, perché è una macchina che alleva galline che fanno uova ed è estremamente interessante, ma esportano addirittura gli impianti per produrre queste macchine. E quindi quando parliamo del nostro paese, insomma, ci sono tutte queste cose. Allora, nell'esportazione, nella moda, in tutto ciò che ricorda lo stile di vita italiano, è tutto in crescita, e dove abbiamo pezzi di questa attività i risultati sono positivi. Anche qua, anche nel Veneto, abbiamo tutte queste realtà. L'agricoltura è in espansione, noi abbiamo l'agricoltura e l'agroalimentare che stanno andando bene, perché aumenta l'occupazione, aumenta il fatturato, aumenta la capacità di esportare, e in tutti i prodotti innovativi abbiamo dati positivi. Perché vi voglio dire queste cose? Perché altrimenti, se noi dipingiamo la situazione come una situazione irrisolvibile, non ci sarà mai nessuno che la risolve. L'abbiamo, come dire, costruita noi come una situazione che non ha una soluzione, e invece abbiamo aspetti che ci mostrano che puntando in alcune direzioni i risultati arrivano. Ci sono i dati negativi, guardate, basta dire un numero: il calo di PIL, quello descrive anche tutti gli altri conseguenti, no? Se cala il PIL cala l'occupazione, è ovvio. Si è mai visto che cala il PIL aumenta l'occupazione?
vorrebbe dire che i lavoratori prendono lo stipendio più basso. Sono tutti fatti abbastanza semplici da capire, e il calo del PIL negli anni è andato verso il 9% complessivamente, è un numero molto impressionante. Quest'anno dovremmo vedere l'inversione di tendenza, però recuperare i livelli di anni passati sarà lunga. Il 12% complessivo di disoccupazione nel nostro paese. Disoccupazione non è inoccupazione, è gente che aveva il lavoro, l'ha perso, 12%, perché gente che non ha mai lavorato, ce n'è anche, la conteggiamo in un altro modo, quelli non sono mai entrati nel processo produttivo. Per esempio 2 milioni di giovani hanno finito di studiare, non studiano più, non lavorano più, non cercano lavoro. 2 milioni, è un numero anche questo che mette i brividi. Abbiamo complessivamente 3 milioni di disoccupati, inoccupati 4, fanno 7 milioni di persone, quindi sono dati che ci preoccupano enormemente, ma li dobbiamo confrontare per capire la strada anche con gli elementi di positività che vi ho detto e con fatti generali che ci devono davvero far riflettere. Allora, quali sono gli elementi di svantaggio delle nostre attività produttive su cui dobbiamo fortemente insistere? Sono sostanzialmente 5. Se vogliamo ne possiamo mettere un altro, che è l'assenza, l'insufficienza delle infrastrutture in alcune parti del paese, che sono fondamentali per le attività produttive. Abbiamo un costo eccessivo dell'energia. Perché? Perché abbiamo investito troppo, molto, dico troppo, in energie rinnovabili. Noi oggi abbiamo una potenza installata di energie rinnovabili pari al fabbisogno del nostro paese. Vuol dire fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse e un pochettino di geotermico. Queste 5 fonti di energia in alcuni momenti coprono tutto il fabbisogno. Poi sono 50 gigawatt. Poi abbiamo 70 di fossile, gas, olio, sostanzialmente gas a ciclo combinato, 42 gigawatt, 10 a gas tradizionale, cioè quelli che non usano il recupero del termico, l'olio, cioè petrolio, e il carbone, 70 gigawatt. Siccome dobbiamo consumare per prime le energie rinnovabili che sono incentivate, e l'incentivo serve all'impianto, perché sono stati fatti degli investimenti, 12 miliardi vanno nella bolletta elettrica a pagare questo investimento. E abbiamo l'energia più cara. Pensate che quando noi buttiamo in atmosfera, anzi, quando noi non buttiamo in atmosfera una tonnellata di gas serra, il famoso CO2, biossido di carbonio, anidride carbonica, chiamiamola come vogliamo, spendiamo 400 euro per non mandarli in atmosfera. I tedeschi, che si sono riconvertiti nella loro capacità di produrre energia in direzione del carbone, adesso vi racconto una cosa interessante sull'energia, perché il carbone è crollato di prezzo, ed è crollato di prezzo perché gli americani hanno trovato un nuovo modo di tirare fuori metano dalle rocce, si chiama fracking. Vanno a fratturare le rocce e tirano fuori il gas di scisto, shale gas, no? E gli costa un quarto del nostro metano, un quarto. Tanto è vero che hanno richiamato attività produttive. Venite che siamo in grado di produrre a costi bassi perché l'energia ci costa pochissimo. Il carbone è crollato di prezzo e i tedeschi hanno riattivato centrali a carbone nel loro piano di dismissione delle centrali nucleari.